Venezia. Anche la 25esima mostra d'arte cinematografica si è conclusa con una grande affermazione del cinema italiano. Nonostante le polemiche che hanno accompagnato la presentazione dei film in concorso e le discussioni sulla mancata partecipazione coreografica delle grandi dive, questa 25esima edizione del Festival veneziano si è conclusa con un bilancio lusinghiero e positivo. Al Palazzo del Cinema applausi per Michelangelo Antonioni, vincitore del Leone d'Oro di San Marco e autentico trionfatore del Festival veneziano col film Deserto Rosso. Vieni, ti presento un amico, l'ingegner Zeller, mia moglie. Per fortuna il camion ha bloccato. E si è fatta molto male? No, molto male no. Qualche contusione, più che altro lo shock. Uno shock tremendo. Sono le uova di quaglia. È vero, sono afrodisiache. Fa effetto subito. Se fa effetto subito, mangia anche le altre. Io ho voglia di fare l'amore. Sono riuscita perfino a essere una moglie infedele.